Immagini della visita virtuale al museo e alla casa di Pio X. È il nuovo servizio offerto ai devoti del Papa Veneto in tutto il mondo. Una visita virtuale completa alla casa natale e al suo museo con una serie di contenuti aggiuntivi, quindi anche realtà aumentata che sarà disponibile dal 7 ottobre, quindi dal giorno dell'arrivo di Pio X a Riese, e diventerà un nuovo strumento per poter godere appunto della casa natale e anche promuoverla non solo in Italia ma in tutto il mondo, visto che è facilmente visitabile da remoto. Servizio presentato oggi in municipio accanto ad altre due iniziative aspettando il Papa Sarto, la medaglia commemorativa e l'annullo filatelico. Visto la storicità dell'evento, per noi e per i devoti di Pio X ci sembrava giusto realizzarli, una medaglia commemorativa in 50 copie numerate che sarà acquistabile presso il punto vendita Le Cendrole durante il peregrinazio, e l'annullo filatelico creato grazie a Poste Italiane e il Circolo del collezionismo locale, che ci sarà domenica 8 ottobre di mattina qui sotto la Barchessa Zorzi, e poi saranno acquistabili le cartoline create durante la peregrinazio in quei giorni. Cartoline che ripercorrono la vita di Pio X, da vescovo di Mantova a patriarca di Venezia, fino al soglio pontificio, con un passaggio per la processione alla Madonnina di Cimagrappa, che Giuseppe Sarto fece a Dorso d'Asino e che sabato mattina verrà rievocata da cittadini e fedeli. Un Papa non solo virtuale ma anche a fumetti, che verrà presentato domenica con il Comic Book Festival. Appuntamenti in vista del ritorno di Pio X venerdì prossimo a Treviso, poi sabato a Riese, per una settimana intera al Santuario delle Cendrole. Un evento dell'anima che richiamerà migliaia di fedeli. Noi ci aspettiamo decine di migliaia di turisti, molti sono già prenotati, ma stiamo aspettando ancora le prenotazioni, diciamo, dell'ultimo minuto. La maggior parte, noi ipotizziamo, arriverà così, senza prenotazione. Se la gente si prenota noi riusciamo a gestire meglio, però accogliamo sempre tutti.